Schiamazzi nel cuore della notte, sesso nelle auto lasciate in strada, vie e giardini scambiati per pattumiere. I residenti delle zone più calde di San Trovaso, frazione di Preganziol, sono esasperati dalla difficile convivenza con lucciole e relativi clienti. Per questo hanno promosso una petizione popolare. Chiedono una serie di interventi, fra cui il posizionamento di cartelli di divieto d'accesso ai non residenti dalle 23 alle 6 del mattino e l'installazione di telecamere. Melì Melò, il mercatino biologico, ha salutato l'arrivo dell'estate con una grande festa, domenica in Villa Wasserman a Giavera del Montello. È stata una giornata che ha insegnato l'economia della felicità attraverso azioni semplici, dalle danze popolari al lavoro manuale e poi la pittura, i giochi didattici, il dibattito sulla biodiversità, per non parlare dell'ottimo cibo senza crudeltà che si è potuto gustare durante il pranzo bio-vegano.